Un'isola di canto e danze è un progetto finanziato dalla Regione Sardegna grazie alle leggi regionali 5 del 2017 e 1 del 2018 per l'annualità 2018, dove in questo contesto la Proloco di Usini con due associazioni partner come il Coro di Usini e il Gruppo Folk San Giorgio porteranno in giro nei 4-5 paesi del Coros che abbiamo indicato il senso del canto abbinato alla danza, o meglio con quanti modi in Sardegna si possa ballare. Quindi partiamo dal ballo accompagnato dal canto per arrivare e continuare meglio con il canto monodico accompagnato da chitarra e organetto, il ballo accompagnato solo dall'organetto e così via, con tutte quelle tipologie che hanno caratterizzato nei secoli la storia della musica sarda, la storia della danza sarda, che troveremo attraverso gli interventi tecnici appunto che accompagneranno la serata le vere motivazioni etnomusicologiche, antropologiche che reggono appunto questo mondo che oggi è tradizione, che oggi è spettacolo, ma che un tempo era piazza vissuta, integrazione tra le persone, festa e quindi anche canto e danza. Questo spettacolo, oltre al finanziamento regionale, gode del patrocinio del Comune di Usini e in maniera particolare poi anche dell'accoglienza che Usini e le sue associazioni hanno e avranno nei comuni di Cargeghe, Ploaghe, Tissi e appunto Putifigari, che ci accoglieranno appunto per vivere un'ora di spettacolo, ma soprattutto un'ora di in qualche modo ritorno al passato. Abbiamo già detto in diverse circostanze e lo ribadiamo in queste occasioni che il canto e la danza nascono in piazza, non sono fenomeni spettacolari, così come li intendiamo oggi, proiettati dal palco, dove appunto lo spettatore è un soggetto passivo che in qualche modo subisce questo tipo di spettacolo, ma al contrario i soggetti passivi, gli spettatori, erano i soggetti attivi e protagonisti della vera festa di piazza. Quindi nel sottotitolo noi abbiamo volutamente indicato dal palco alla piazza proprio per simboleggiare questo ritorno in qualche modo alle origini. È vero che l'innovazione si innesta sempre su quella che è la tradizione e va a modificarla, e in qualche modo le innovazioni portano sempre novità e non sono in qualche modo arrestabili, forse neanche giudicabili. Però l'importante è potersi ricordare da dove ha avuto origine questo straordinario fenomeno di cultura e di musica sarda, che davvero ha origini antichissime, e come oggi ancora si possa vivere dal palco alla piazza. Un percorso che possa spiegare la storia già dal passato, di come queste tre componenti, appunto il canto, il ballo e i nostri strumenti musicali, questa sera saranno la chitarra, la voce e l'organetto, possano funzionare anche individualmente. Il gruppo Folk San Giorgio nasce nel 1998, o meglio prima nel 1996 come gruppo folk Logudoro, perché appunto apparteneva al coro Logudoro di Usini. Poi questa costola, chiamiamola così, si è staccata ed è diventata San Giorgio con una diversa
Tipologia di nome perché l'abbiamo voluto intestare alla nostra chiesa campestre di San Giorgio d'Oleastro. Da lì abbiamo preso spunto questo gruppo di amici per questa, diciamo, scoperta che abbiamo fatto dell'abito tradizionale usinese. Il comune ci ha aiutato a ricostruirlo, a avere pezzi originali e quindi portarli a casa e riuscire a farli muovere, a farli ballare. Quindi da lì abbiamo iniziato a fare ricerche importanti su balli, canti. Usine è un paese molto tradizionalista, non solo a livello folcloristico, di ballo, ma di canto e anche di tantissime tradizioni a livello culinario, tradizioni di vino, tradizioni di olio. Quindi, diciamo, raccontiamo il mondo usinese attraverso il nostro folklore. Noi ad esempio facciamo dei balli molto particolari che facciamo solo noi nel nostro paese, che quindi rappresentano proprio una tipologia di esecuzione particolare. Cosa voglio dire? Ad esempio facciamo il ballo tondo usinese, che è un ballo cantato da un cantatore che deve essere per forza di Usini perché deve sapere le strofe e la tipologia di melodia del canto usinese, accompagnato da chitarra e voce. Quello è il ballo tondo, dove noi ci prendiamo per mano tutti insieme, quindi un ballo collettivo, come si faceva in piazza prima, si prendevano le mani, era l'unica occasione prima di stare vicino a una donna, prendere una mano, era in un ballo. Lì si vedono i virtuosismi con le gambe che fanno così la possibilità di mostrare la virilità dell'uomo alla donna, ma non solo. Fa capire anche la potenza dell'uomo nel gestire le situazioni, diciamo, che ti vengono a succedere nella piazza stessa. Il nostro ballo quindi rappresenta che cosa? Chiamiamolo così, un insieme di persone che in quel momento si fanno, come si dice, riconoscere, si uniscono tra amore, danza e allo stesso tempo passione per quello che è il tuo paese e la tua terra. Io quando ballo accendo il motore e non capisco più niente, va tutto da solo. È una situazione molto particolare. Ad esempio, in la seconda danza che solitamente presentiamo, che è il ballo a passo, lì invece è un ballo d'amore, proprio un ballo di corteggiamento. Lì si dividono, il gruppo si divide da tenersi tutti la mano e si va da soli con la coppia, con la tua propria dama. Lì mostri quello che sei realmente, non solo, magari sei timido mentre stai nella vita normale, quando vai sul palco, quando vai a corteggiare una donna invece devi essere un po' più, e nel ballo si nota proprio questo, la magia che la musica ti dà nel far uscire fuori quello che è la passione per il ballo tradizionale. Intanto grazie per averci ospitato qua stasera, so che hai accettato con grande piacere di averci qua a Tissi per la tua comunità. Siamo estremamente orgogliosi di poter ospitare una delle 5 tappe di quello che è il tour. Credo che sia un discorso di sensibilizzazione della nostra identità culturale per tutto il territorio, naturalmente il territorio del Coros. Siamo contenti che avvenga una delle 5 tappe sia Tissi perché Tissi ha sicuramente bisogno di essere sensibilizzata da questo punto di vista, perché si stanno perdendo quelle che sono le tradizioni culturali, le nostre tradizioni in genere, quelle sarde. Infatti nel nostro territorio non è presente né un coro sardo né un ballo, un gruppo folk, insomma tutto quello che è la promozione della nostra cultura sarda e la cultura in generale, insomma, popolare. Credo che la tappa di Tissi sia una tappa volta appunto alla sensibilizzazione e alla promozione del mantenimento della nostra cultura identitaria. Un'isola di canto e di danze perché la Sardegna è divisa in microregioni. Pur essendo un'isola è completamente diversa come cultura, come modo di danzare, anche come abiti tradizionali
in tutte le sue zone. I colori per esempio della nostra zona di rappresentanza del Logudoro sono completamente diversi da quelli del centro della Sardegna o da quelli del sud dell'isola. Il modo di accompagnare la danza cambia per esempio come utilizzo di strumenti, essenzialmente la voce monodica e la chitarra per quanto riguarda il nord dell'isola, il centro della Sardegna è accompagnata dalle quattro voci gutturali, dalle 3 voci di accompagnamento della voce solista del tenore, e il sud della Sardegna ha mantenuto più intatto quello che è la presenza degli strumenti di canna, le launeddas e benas e pipiolos come strumento di accompagnamento alla danza. Il Coros, che è la zona che ci rappresenta, appartiene a una subregione che è molto più vasta, che è il Logudoro, dove, come dicevo prima, la modalità di accompagnamento è legata al canto monodico e alla chitarra. Dalla fine dell'Ottocento poi arrivano la fisarmonica e l'organetto che prendono il posto quasi di questo, o affiancano addirittura la voce nell'accompagnamento della danza, mantenendo quella che è l'identitarietà di questa zona, un ritmo di accompagnamento al ballo che è molto cadenzato, molto lento e cadenzato, che permette ai danzatori di formare un cerchio, che poi è la figura principale di tutte le danze della Sardegna, e che rappresenta proprio il biglietto di visita della nostra zona. Infatti noi chiamiamo il ballo tondo balludundu assa logudoresa, poi nelle sue micro varianti, come dicevo prima, che è tipica di ogni paese. Ossi aveva il suo modo di danzare e di ballare, Usini ne aveva un altro, Puttifigari ne aveva un altro. Queste sono cose che io poi dico durante la conferenza, spiegando come è stato il passaggio graduale dai primi del Novecento sino ai giorni nostri, con l'utilizzo anche di strumenti che non sono proprio nostri, come l'organetto e la fisarmonica. Personaggi che ci riguardano da vicino sono stati Celestino Fogo, che è il primo che ha inciso le danze della nostra zona, un grande cantatore del passato che è morto purtroppo nelle fosse ardiattine è stato Gavino De Lunas, che conoscendo un suonatore di launeddas del Campidano è riuscito ad incidere addirittura a voce monodica e launeddas il ritmo dell'accompagnamento del nostro ballo logudorese. Negli anni 50 avviene la grande svolta, perché legata al canto a chitarra tradizionale nasce il ballo sardo fatto dagli strumentisti che accompagnavano la gara a chitarra alla voce dei cantadores, diventa momento di esecuzione del ballo comunitario nei paesi e nasce così questo famoso ballo dell'area logudorese che implica tutta la zona del Logudoro, che poi viene portato avanti sino ai giorni nostri. Alla fine noi ne facciamo un'esecuzione particolare utilizzando non la fisarmonica ma l'organetto, la chitarra e la voce per accompagnare la modalità di danza di Usini. Insieme ad altri comuni sempre coinvolti in questa iniziativa facciamo parte dell'Unione dei Comuni del Coros, di cui sono anche presidente. Con queste amministrazioni che hanno appunto abbracciato il progetto abbiamo pensato che sarebbe stato molto interessante, oltre che utile e piacevole, ospitare anche noi una tappa di questo bel festival. A Ploaghe è una tradizione importante, esattamente come ce l'ha Usini. Anche a Ploaghe abbiamo un coro che ormai da tempo gira la Sardegna, si chiama Sugoro de Biaghe, diretto dal maestro Piero Concu, il cui presidente è Sebastiano Luiu, e abbiamo anche un bellissimo gruppo folk, il gruppo folk Sebastiano Manca, il cui presidente è Cosimo Fiori, che anch'esso gira per le piazze della Sardegna in tutte le manifestazioni più importanti. Quindi Ploaghe ha nel suo DNA l'attività sia del coro sia dei gruppi folk e le promuove con le attività che si svolgono naturalmente, sia organizzate da loro sia organizzate dall'amministrazione, che in generale partecipa e compartecipa a queste iniziative patrocinandole. L'auspicio è che le persone interessate vengano a visitare Ploaghe durante tutto l'anno, non solo nel periodo estivo in cui facciamo una serie di eventi estremamente importanti che riguardano i candelieri e il Ferragosto ploaghese, all'interno delle quali tutte le associazioni, e in particolare quelle che ho citato prima, sia il coro che il gruppo folk, fanno delle manifestazioni estremamente interessanti. Quindi non mi resta che invitarvi a vedere il nostro splendido paese e un saluto in particolare a Sardinian Live.
Abbiamo accolto molto volentieri la proposta del gruppo San Giorgio del Coro di Usini di ospitare durante una delle serate del periodo natalizio questa iniziativa. È una bella occasione in un periodo inusuale, in genere è l'estate più riservata alle manifestazioni dedicate al folklore, ed è un'occasione buona che ci aiuta a conoscere di più il tesoro della nostra cultura e a condividerlo, e insieme a passare una serata insieme per l'appunto in questi giorni di festa. La prossima occasione, insomma, per poter parlare di cultura e di folklore sardo saranno sicuramente le feste che si svolgono durante l'estate, in particolare la festa patronale, quella di San Quirico e Santa Giulitta a metà luglio, dove è sempre presente nel programma un'iniziativa, una manifestazione legata al folklore, può essere il canto sardo, il balletto o altro, e sicuramente le nostre piazze, il nostro paese accoglie molto volentieri questo tipo di iniziative, e saremo contenti anche nel 2019 di poterle ospitare e ospitare visitatori che vengano a trovarci in questa occasione. Siamo arrivati a Usini, che conclude appunto il percorso di un'isola di canto e danza cominciato a Putifigari, che poi ha passato appunto le tappe di Tissi, Ploaghe e Cargeghe, per arrivare così come previsto appunto a Usini, che è la mia comunità, è la comunità che amministro e naturalmente è la comunità che oggi ci ospita. Io sono stato e sarò ancora parte dello spettacolo sia nel coro che nel gruppo folk San Giorgio, e è un piacere per me oggi doppiamente essere anche sindaco di questo paese che accoglie questo spettacolo che, come abbiamo detto più volte, è organizzato dalla Proloco di Usini con l'amministrazione comunale e grazie a un contributo regionale che è appunto un contributo che finanzia le leggi 5 del 2017 e 1 del 2018 nell'annualità 2018, e che oggi ci vede appunto protagonisti nel nostro paese, perché Coro di Usini e Gruppo Folk San Giorgio sono quelle due realtà che hanno portato in giro nei paesi del coro quello che è l'abbinamento della musica tradizionale che accompagna il ballo, e abbiamo visto come più musica può accompagnare più balli, più modi di fare musica sotto tanti aspetti diversi possono accompagnare quella che poi è la danza tradizionale sarda, i balli sardi, considerato che in Sardegna un ballo sardo solo non esiste, ne esistono tanti e ogni comunità ha i suoi propri. Oggi a Usini con la logudoresa susinesa concluderemo davvero questo percorso fatto nel mese di dicembre. Diciamo che con questa rassegna sono contento di aver partecipato e di partecipare vivamente a questo evento, in quanto mi hanno chiamato, in quanto io sono presidente delle SOS Tradizionales, che è un'associazione che vive questi momenti di tradizione, di canto, culturali. Diciamo che appena mi hanno chiamato sono riuscito a sorridere, perché almeno apriamo le porte alle tradizioni, al canto, al ballo, e questo è stato veramente un evento in queste tappe, sino ad arrivare qui a Usini, veramente magnifico, perché ha fatto vedere com'è praticamente la nostra tradizione e rispecchia tutte le, delinea praticamente tutti gli aspetti, sia canori che anche con la chitarra, quale io ho dato anche un esempio del suono, un po' cercato di dare un esempio del suono anche antico su queste tradizioni, su questo ballo che facciamo sempre in ensemble con Giuseppe e Leonardo, che è il cantante.
Che dire, veramente un abbraccio a tutti coloro che partecipano e che vivono questi momenti di tradizione. Sono contento di esserne partecipe e soprattutto colgo l'occasione di augurare che queste tradizioni vadano avanti in tutta la Sardegna e non solo nel Coros come abbiamo fatto quest'oggi. Questo è un esperimento nuovo che il coro fa anche come canto ballato, quindi abbiamo una canzone che è nostra, anche se la cantano in altri contesti del Coros. Però questo è un esperimento che ci è piaciuto molto, è molto simpatico perché diciamo che noi come coro siamo nati 45 anni fa grazie alle canzoni dei cori di Nuoro, poi però ci abbiamo creato uno spettacolo, un contesto, un programma, un progetto tutto nostro con le nostre canzoni e lo portiamo avanti appunto come ho detto da tanti anni. Però questa volta l'amministrazione comunale di Usini, in contesto con tutto il Coros, ha voluto fare questo esperimento di canto con il balletto, il gruppo San Giorgio in questo caso che balla, e poi inseriti anche nel contesto del canto a chitarra con Leonardo Spina, Claudio Pes e Giuseppe Cuveddu. Quindi diciamo che questo è un esperimento molto simpatico che credo che porteremo avanti. Dopo 45 anni di canto era giusto fare anche un canto a ballo. Ra de